Oggi affronteremo questo tema sulle tecnologie e le metodologie della didattica digitale ed è intanto quali sono gli obiettivi di questa chiacchierata. Il primo obiettivo non è quello di illustrarvi quali sono tutte le metodologie, tutte le tecnologie, cioè non è quello di farvi una lezione, ma quello di stimolarvi, di stimolare la vostra curiosità, di stimolare la curiosità di un gruppo di persone che dal punto di vista dell'affinità con le tecnologie digitali è molto alto. Siete mediamente ragazze e ragazzi di meno di 30 anni, quindi insomma persone che hanno vissuto pienamente questi decenni negli ambienti digitali, quindi l'affinità con le tecnologie mi aspetto che sia molto molto alta, però cercherò di stimolare alcune vostre riflessioni su alcuni aspetti e ho preparato un bel po' di materiale, però sempre su un livello quasi superficiale, cioè tutto quello che cercheremo di affrontare oggi insieme lo sviluppiamo in un corso di laurea di 3 anni, quindi insomma stiamo condensando 3 anni di un percorso di studi in un'oretta e mezza di chiacchierata, quindi sprazzi, spunti, qua e là, per stimolarvi, per incuriosirvi, per capire un po' in che direzione si sta andando in quest'ambito qui. E arrivo. Questo è quello che la roadmap, come affronteremo questa giornata, una primissima introduzione, poi mi ripeterò spesso perché, e vi dirò anche perché. Una primissima introduzione, giusto per crearci un minimo di alfabeto comune. Toccheremo l'aspetto dei fondamenti teorici, quindi delle metodologie, poi quello delle tecnologie, infine cercheremo di vedere qualche caso di studio, qualche applicazione pratica. No, applicazione pratica non ci riusciremo, però insomma, poi approfondiremo con una discussione. Solitamente quello che facciamo quando abbiamo un bel po' di tempo a disposizione è quello di aver inquadrato un po' i temi, chiedervi di progettare un intervento formativo, cioè quindi chiedervi di progettare un intervento formativo utilizzando le tecnologie che abbiamo visto e poi discuterne insieme. Non abbiamo tempo per fare questo, quindi insomma cercheremo di entrare più nel contesto dei temi e l'obiettivo di stimolarli. Quindi cominceremo a definire cos'è la didattica digitale, e qui devo farvi dimenticare qualcosa più che definire qualcosa di nuovo. 2 cenni di storia per capire che non veniamo da ieri, che non ci stiamo inventando nulla, e una prospettiva storica può essere molto utile. Poi affronteremo 2 parole sulle teorie dell'apprendimento e su metodologie didattiche innovative che si intrecciano bene con quegli aspetti digitali. Poi parleremo degli aspetti più tecnologici e li mettiamo per ultimo, come avete visto, perché l'enfasi principale è quella metodologica, è quella culturale, è quella dell'impostazione, della progettazione, poi come le tecnologie possono essere integrate in tutto questo contesto. Partiamo da qui e cerchiamo di introdurre la didattica digitale all'interno del nostro mondo accademico. E guardate quello che c'è scritto, ma mentre ve lo leggete cercate di comprendere
quello che devo immediatamente è quello di dimenticare quello che è successo durante la pandemia. E fate finta che non sia successo nulla. O perlomeno cioè, non fate finta, quella roba lì non è didattica, cioè non stiamo parlando di didattica digitale, quella roba lì è un surrogato di qualcosa che non si dovrebbe mai fare, nemmeno durante la pandemia. Vabbè, ci è capitata, era la prima volta che avevamo la pandemia, quindi tutta la comunità ha reagito in quel modo strano. Però non dimenticate completamente, cercate di lavarvi la testa dalle esperienze che avete fatto, forse anche come studenti universitari, no? 3-4 anni fa eravate forse ancora tra i banchi delle lauree magistrali, oppure comunque se l'avete fatto già da dottorandi, dimenticate quell'esperienza. Non stiamo parlando di questa esperienza, stiamo parlando di qualcosa che è molto, molto evanescente per adesso, qualcosa, un contesto che è migliore, che migliora il processo formativo, non una alternativa in minore, non un'alternativa di ripiego. La visione è quella di una integrazione delle attività didattiche, dell'approccio didattico per migliorare l'apprendimento, per migliorare le modalità con cui ci si confronta, per migliorare anche la pianificazione e l'organizzazione. Quindi la scommessa di fondo è nella dicotomia che abbiamo sentito negli anni della pandemia, tra didattica in presenza e didattica digitale. Il claim iniziale è che questa seconda è molto meglio della prima. Non poco meglio, molto meglio della prima, molto più efficace, molto più coinvolgente, molto più interattiva. Io credo che, insomma, più siete giovani, più capite più intuite quello che vi sto dicendo, però è così. Quindi tutto questo impianto della dicotomia tra didattica in presenza e didattica a distanza, veniva chiamata per fortuna, con questa enfasi, no, del ritorno in classe, quindi della relazione interpersonale, importantissima, ma se cominciamo a capire come integrare le tecnologie e gli ambienti digitali all'interno di un processo formativo, possiamo ottenere dei risultati notevolmente migliori, sia per quanto riguarda l'apprendimento, sia per quanto riguarda gli aspetti di accessibilità e di personalizzazione della formazione, sia per quanto riguarda la capacità di collaborare e di interagire. Quanti di voi, vi chiedo di alzare la mano, voi scrivete degli articoli scientifici, il vostro mestiere adesso, fate ricerca, scrivete degli articoli scientifici. Quanti di voi si sono cimentati nello scrivere dei lavori scientifici a distanza con altre persone? Io lo faccio quasi regolarmente, cioè, molti di voi secondo me cominciano a farlo già, o l'hanno già fatto, quindi c'è un'attività collaborativa che in tutti i contesti viene riconosciuto. Cominciamo a introdurlo anche nell'ambito della didattica. Un altro aspetto importante è questo, che l'utilizzo dei contesti digitali anche all'interno della didattica, anche all'interno della formazione, prepara le generazioni nuove, quindi preparerà i vostri studenti o voi stessi come studenti a un utilizzo consapevole degli ambienti digitali. Il tema della cittadinanza digitale e delle competenze digitali non nasce semplicemente nell'avere in tasca 4 dispositivi e
essere collegati a 38 social network, nasce dalla capacità di inserirsi nell'utilizzo degli ambienti digitali per delle attività socialmente, economicamente, produttivamente, culturalmente efficaci. Quindi c'è un cambio di prospettiva, non soltanto degli utilizzatori di tecnologia, ma degli utilizzatori consapevoli e produttivi di cultura, competenze, eccetera. Quindi il tema delle competenze digitali è importante e le competenze digitali si acquisiscono frequentandole, quindi frequentandole, mettendole in cantiere anche nei processi formativi. Altro aspetto è questo: i contenuti digitali sono un qualcosa in più la modalità del contenuto digitale, delle risorse didattiche, è qualcosa in più rispetto alle fotocopie cui ero abituato io 40 anni fa. Ci sono nuovi strumenti, ci sono nuove tipologie di risorse digitali. Queste servono per ampliare, non per sostituire un libro di testo, per sostituire le care vecchie fotocopie che pesavano 90 kg nello zaino, ma servono per ampliare quelli che sono gli strumenti a nostra disposizione. Uno dei temi che abbiamo affrontato a cena ieri sera è questo. La nostra generazione è cresciuta nella transizione, parlo di giovani dottorandi che poi sono diventati ricercatori, hanno fatto carriera, no? E è cresciuta nella transizione della trasposizione della lezione fatta con i lucidi alla lezione fatta con PowerPoint, documenti in Word, eccetera. Quindi è una generazione che ha imparato a scrivere testi essenzialmente utilizzando strumenti digitali. Bene, adesso possiamo essere nella fase della transizione in cui dalla semplice produzione di testi ci verrà richiesto di diventare dei produttori di contenuti multimediali. Lo fate già ampiamente quando aprite un canale su TikTok, quando aprite un canale su Instagram e cominciate a scambiarvi contenuti multimediali anche molto accattivanti e professionalmente costruiti molto bene. Perché non anche nell'attività formativa, anche nell'attività didattica? Sono contenuti di natura diversa e quindi dobbiamo fare questa transizione, imparare a integrare all'interno di tutte le nostre tipologie di contenuti e di modalità di produzione di contenuti anche quelli di natura digitale, podcast, video, insomma tutte le cose che voi praticate ampiamente tutti i giorni. E questo, lo ripeto, sono i temi del perché è importante. Lo sottolineo e lo ripeto. Si può collaborare e interagire molto più di quanto stiamo facendo adesso. Si può costruire degli strumenti accessibili e flessibili. Parlava di flessibilità logistica, di flessibilità temporale. La flessibilità è una delle parole d'ordine di questo inizio di millennio. Flessibilità. Accedere alla formazione quando mi pare, da dove mi pare, anche, non soltanto, però cominciare a entrare in questa logica. Cominciare a ragionare della personalizzazione. Vedremo un attimo una breve riflessione quando parleremo di teoria dell'apprendimento, che questo approccio frontale prevede la missione implicita che voi siate tutti uguali.
Non è vero, ovviamente. Tra di voi ci sono persone che hanno già delle competenze sviluppate e che quindi quello che vi sto dicendo è assolutamente noioso. Ci sono delle persone che non sanno nemmeno di cosa stiamo parlando e quindi quello che gli sto dicendo è molto evanescente. Cioè, ci sono delle persone in cui il tentativo che sto facendo io è quello di avere un impatto medio su di voi, insomma cercare di mediare tra competenze che potreste già avere, competenze ancora molto diverse rispetto a queste per poter comprendere in maniera più approfondita. Io cercavo di costruire una media, più o meno un impatto medio, ma vi sto trattando tutte allo stesso modo. E questo lo stiamo facendo da qualche centinaio di anni in tutte le aule universitarie. Il docente entra, c'ha 200 studenti davanti, si mette a dimostrare il teorema di Weierstrass, crede che tutti siano allo stesso livello. Pazienza, non è vero. Sappiamo bene che non è vero. E quindi il tema della personalizzazione, cioè dare, fornire allo studente, al vostro studente, ai vostri studenti, i suggerimenti, gli stimoli, i contenuti coerenti sia con gli obiettivi, sia con il suo status di partenza, è fondamentale. Questo in aula non si può fare. Non si può fare, però ci mettiamo 50.000 ore a farlo, per seguire ciascuno di voi. E, utilizzando gli strumenti digitali è davvero molto molto più semplice da fare. Altro aspetto importante è questo. Voi fate riferimento sempre alle vostre esperienze di studenti universitari. Mi chiedo, quanti di voi durante il vostro percorso hanno ricevuto dal docente dei feedback, delle valutazioni informali sul loro livello di preparazione? C'è un punto interrogativo. Chi l'ha mai subito, alzi la mano. Chi ha mai ricevuto dei feedback dai propri docenti universitari sul suo livello, prima dell'esame, ovviamente, non all'esame? 1, 2, facciamo 10, siete timidi, insomma. Ok? Cosa significa? Anche se fosse qualcuno in più, non è una pratica diffusissima. La pratica diffusa è quello di ti faccio lezione, sono più o meno bravo, cerco di compenetrare tutti gli obiettivi, tutte le esigenze, ti valuto all'esame. Punto. Questo non è un processo formativo, questo è semplicemente un processo di mera trasmissione di qualche mera conoscenza. Un processo formativo vero, sensato, prevederebbe che uno accompagnasse gli studenti, come si fa nelle scuole medie, cioè se andiamo indietro nelle scuole medie superiori, poi nelle scuole medie, poi nelle scuole elementari, ci rendiamo conto che questo processo è sempre più importante man mano che scorriamo all'indietro gli ordini formativi. All'università si perde quasi completamente. La possibilità di fornire un feedback valutativo e un ritorno, una valutazione continua del processo di apprendimento è fondamentale, anche nelle aule universitarie. Non si può fare perché se io ho 50-60 studenti o 300 studenti in un insegnamento, o devo avere, come negli Stati Uniti, 20 teaching assistant, oppure non si riesce a fare. È un'operazione che è complicatissima. Bene, utilizzando gli ambienti digitali diventa più semplice, diventa praticabile, diventa molto efficace, può diventare molto efficace e anche molto immediato, cioè non dovete aspettare 20 giorni che il docente si ricordi di correggervi un saggio, di correggervi una ricerca o una tesina. 20 giorni sono molto ottimista, ma c'è la possibilità di avere dei feedback immediati, quindi di avere un ritorno sul proprio processo
di valutazione. E quindi di offrire ai vostri studenti futuri la possibilità di poter ricevere da parte vostra, o comunque da parte di chi ha pianificato il corso, un feedback, una risposta. Stai andando bene? Oppure il tuo livello di preparazione è questo? Oppure prova ad approfondire quest'altro tema. È importante se volete che si raggiunga l'obiettivo che quelle persone acquisiscano delle competenze nel vostro campo e nel vostro ambito. Come vi dicevo, vi troverete molte ripetizioni all'interno di questo blocco di slide. Poi vi dico perché, alla fine, però sottolineiamo sempre il tema dell'accessibilità e della flessibilità. Accessibilità, oltre al superamento delle barriere geografiche e fisiche, c'è anche il superamento delle abilità delle persone. Cioè, persone che hanno dei bisogni educativi, o comunque dei bisogni sensoriali particolari, possono ampiamente beneficiare dell'utilizzo delle tecnologie digitali. Quindi c'è l'accessibilità anche rispetto a gruppi di persone che non potrebbero o che farebbero fatica a venire in aula tutti i giorni, in un'aula universitaria, e seguire efficacemente tutta l'attività. Quindi, claim finale, è un'evoluzione, non è una alternativa minore. Io che mi propongo di convincervi che stiamo parlando di una evoluzione del modo di fare didattica, di impostare un'attività didattica, e non semplicemente un ripiego, come è stato durante la pandemia. Per questo vi chiedo di dimenticare quegli anni, perché stiamo parlando di qualcosa che può arricchire l'esperienza dell'apprendimento, con la personalizzazione, adattando i materiali didattici di volta in volta, collaborazione, e poi insomma, guardiamo avanti e cerchiamo di capire qual è il futuro dell'apprendimento. Qual è il futuro dell'apprendimento oggi? Quindi non quale sarà il futuro, ma qual è il futuro dell'apprendimento e della formazione in questo momento e come è praticato in questo momento. Allora, vado avanti così, e ho preparato un set di 12 insieme di diapositive, cercando di toccare i vari punti. Ogni tanto mi ripeto, ma fa anche bene. Andiamo un po' nel passato. Noi stiamo guardando al futuro, sul buco della serratura del futuro, però veniamo dal passato. Cioè, quello di cui stiamo parlando adesso è vecchio più di me ormai. È qualcosa che nasce all'inizio degli albori dell'informatica, nasce negli anni 50, nasce negli anni 60. 60 anni fa si discuteva già di didattica assistita dai computer, di didattica assistita dalle macchine. Ovviamente era coerente con gli sviluppi tecnologici dell'epoca, quindi era un processo estremamente programmato, devi fare questo, poi quell'altro, poi quell'altro ancora, e però lì c'erano tutte le basi di quello che doveva succedere poi nel futuro e che effettivamente è successo. Negli anni 70 e 80, quando sono gli anni dei vostri padri, si è sviluppata l'informatica, non dico quella, cioè l'informatica moderna dei calcolatori, non ancora delle reti, e sono nati milioni di software educativi, software multimediali,
immaginate, 40 anni fa, 50 anni fa, quindi insomma stiamo parlando di qualcosa che è davvero preistoria ormai per i nostri tempi. Esistevano programmi di istruzione, di formazione assistiti dal computer, ci mettevi 50 dischetti, floppy disk in un computerino, ti veniva fuori il programma che ti assisteva nel processo formativo, ovviamente su aspetti facilmente programmabili, però c'era già il tema dell'accessibilità, c'era già in nuce il tema di rendere il sistema accessibile. Si inviavano i dischetti, i dischi CD a distanza per posta, e lo studente seguiva questi corsi a distanza e poi in qualche modo faceva l'esame di valutazione. Negli anni 90 nasce internet, quindi il mondo cambia completamente di nuovo, e quindi tutte queste risorse che venivano trasferite tramite floppy disk, tramite dischetti, robe che voi non avete nemmeno visto nella vostra vita, si trasferiscono sulla rete, si trasferiscono sui primi siti web, si trasferiscono sulle piattaforme di rete, quindi la formazione comincia a diventare istruzione a distanza. Bene, il termine di istruzione a distanza nasce negli anni 90 perché era proprio vista come un'istruzione a distanza, come una didattica a distanza. Quello che voi avete vissuto nella pandemia è qualcosa che storicamente in questa timeline torna indietro di 30 anni. Torna indietro a quello che si faceva nei primi anni 90. Quindi quello che durante la pandemia vi è stato proposto come se fosse un'innovazione, in verità era un regresso pazzesco. Stavamo tornando indietro di 30 anni. Perché? Perché era semplice, perché si riusciva a mettere in piedi in poche mezz'ore un sistema di questo genere. Ma fa riferimento a quello che succedeva nei primi anni 90. Poi entriamo nel nuovo millennio. Il nuovo millennio cambia ancora tutti gli scenari. Il tema dell'accessibilità, dell'universalità comincia a diventare un tema importante e quindi cominciamo a vedere cominciamo a vedere lo sviluppo dei percorsi MOOC, Massive Open Online Courses, corsi aperti online e basta, massivi, ok? Per tanti, per tutti, quindi proposti a una platea molto molto ampia di studenti. Qui il tema era quello proprio dell'accessibilità universale, cioè fare in modo che tutti possano avere accesso a percorsi formativi molto avanzati, messi a disposizione da grandi, grosse e prestigiose istituzioni universitarie mondiali. E poi questo è il nostro presente. Il nostro presente, dicevo, guardiamo a quello che sta succedendo adesso. Il nostro presente è questo. Presente, non sto parlando di futuro, è quello che sta succedendo adesso. Quello che sta succedendo adesso, in questo momento, è quello di un'ampia disponibilità di ambienti e strumenti basati sull'intelligenza artificiale. Una ampia disponibilità di ambienti basati su strumenti, piattaforme di realtà virtuale e di realtà aumentata e tanti strumenti che coniugano le tecnologie con le teorie dell'apprendimento, con le teorie di come funziona i nostri schemi mentali dell'apprendimento. Quindi siamo a un livello molto
diverso, cioè molto superiore rispetto a quello che possiamo immaginarci. Allora, provo a dirvi due cose sul primo aspetto, intelligenza artificiale. Tutto quello che vedete oggi qui non l'ho preparato io. L'ho fatto preparare a un sistema di intelligenza artificiale. Punto. Ovviamente gli ho detto cosa mi doveva fare. E l'ho controllato che non ci fossero delle cose. Ho visto che ogni tanto si ripete, ma va bene. Ho accettato il fatto che si ripetesse, che ripetesse alcuni mantra. Però tutto questo materiale non l'ho preparato io. L'ho controllato, l'ho rimesso a posto, ma ho costruito dei testi con un sistema di intelligenza artificiale, con ChatGPT. Gli ho detto: ChatGPT, costruisci una scaletta per fare una lezione su queste robe qui con questi temi. Ho preso il testo, gliel'ho sbattuto dentro un sistema che si chiama presenters.ai che mi ha preparato le diapositive. Ok? Cosa ci ho guadagnato? Tempo e voglia di focalizzarmi sui contenuti. Invece di dovermi focalizzare sullo scegliere il colore dello sfondo, qual è l'immagine, come scrivere il testo, ho avuto più tempo per strutturare i contenuti, per focalizzarmi su quali potevano essere i contenuti. Allora, gli strumenti di intelligenza artificiale, per tornare alla tua domanda, che fanno proprio questo, un'analisi del contesto, un'analisi della relazione vocale, che ti danno un feedback, esistono. Ormai esistono. Fai una ricerca con Google oppure fai una ricerca con ChatGPT, dimmi se, e troverai un elenco molto esaustivo. Quindi esistono questi ambienti, come pure potresti utilizzare ambienti di realtà aumentata virtuale per confrontarti con qualcun altro, da remoto. Non limitatevi a guardare quello che è successo o che voi vedete nel vostro mondo universitario. L'università queste cose qui non le vede purtroppo, cioè non le pratica. Quindi cominciate a immaginare, siete giovani, sarete il futuro della nostra università, cominciate a essere curiosi, cominciate a stimolare la vostra curiosità, cominciate a immaginare che anche nell'attività didattica e di insegnamento, oltre che in quella di ricerca che voi praticate sempre, siete stimolati a cercare nuovi orizzonti. Lo fate nelle vostre ricerche, nel vostro lavoro. Sempre, cercate chi ha scritto qualcosa di nuovo, eccetera. Fatelo anche quando progettate un percorso formativo. Il vostro lavoro futuro sarà per un po' ricerca, per un po' didattica e per un po' divulgazione. Quindi orientatevi non tanto nell'utilizzo di queste tecnologie di cui parliamo, ma nella curiosità, nella voglia di esplorare quello che sta succedendo, nella voglia di esplorare se nuovi ambienti, nuove soluzioni, nuovi approcci, nuove tecnologie che si stanno esplorando in altri campi possono essere utilizzati anche nell'attività didattica o anche in quella di ricerca, perché ormai siamo pronti, per esempio, per costruire delle bibliografie in 10 minuti. Tutto il vostro lavoro di ricerca bibliografica, quando cominciate un'attività di ricerca, si comincia da lì. Ricerca bibliografica, cosa è stato fatto fino ad ora? Bene, siamo ormai pronti ad avere delle bibliografie complete in 10 minuti. Scopus ha già integrato un sistema di intelligenza artificiale, lo sta provando in beta, quindi non tutti forse possono avere accesso e lo vedono, però quando il sistema di intelligenza artificiale di Scopus verrà consolidato
voi accedete e dite fammi una bibliografia sulla randomizzazione di questa roba qui, o sulla caratterizzazione genomica delle scimmie. Viene fuori tutto completo. Quindi c'è un mondo che sta cambiando, anzi che è già cambiato. Ecco, dimenticate questa roba qui. Dimenticate quello che è successo all'interno della pandemia, perché è una fase che va completamente saltata. Durante la pandemia di Covid-19 noi abbiamo avuto un'enfasi fortissima sulle tecnologie, ma era fuorviante, era completamente sbagliato dal mio punto di vista. È qualcosa che va possibilmente dimenticato molto presto. Quindi, giusto per 3 righe, siamo in un processo di evoluzione continua. I vostri mentori, noi, le nostre generazioni, abbiamo vissuto tutto il nostro percorso accademico in un ambiente abbastanza statico dal punto di vista insomma, non c'erano delle grosse novità. Ci hanno insegnato, vai in aula, fai lucidi, cose di questo genere. Voi siete in un percorso che si sta rapidamente evolvendo, che si sta rapidamente trasformando, e il mondo dell'istruzione, della formazione sta fortemente ampliando le proprie frontiere. Quindi il messaggio è: cercate di affezionarvi alla volontà di raccogliere nuove sfide, di raccogliere nuove opportunità. Ripeto, siate curiosi, cercate di capire cosa sta succedendo e facciamo i primi passi, cominciamo a fare qualche primo passo all'interno di questo mondo. Allora, un altro tema è questo, che cerchiamo di superare la dicotomia in cui siamo stati immersi in questi anni, tra didattica in presenza e didattica digitale. Superiamola, perché non è così. Esiste tutto un mondo che cataloga degli approcci come didattica mista, che non significa niente in verità, significa semplicemente cercate di mettere insieme le cose migliori per progettare correttamente un percorso formativo. Tutto qui. Didattica mista significa un approccio che combina quelle che sono le migliori opportunità di una didattica frontale, laboratoriale, interattiva, dialogica in presenza, con quelli che possono essere gli strumenti migliori, gli approcci migliori di una didattica digitale. Quindi rompiamo questa dicotomia tra faccio lezioni in presenza, faccio lezione sulle piattaforme digitali. Non esiste più, non ha senso. Quello che ha senso è quello di integrare i due aspetti. Integrare sempre per migliorare la flessibilità e l'accessibilità, punto focale, sempre ripetuto dal mio ambiente di intelligenza artificiale, quindi insomma, ci sta dicendo pensate a queste cose qui. Coinvolgimento, migliorare il coinvolgimento degli studenti nel processo formativo. Può sembrare strano, ma è un obiettivo fondamentale, quello del coinvolgimento, cercare di coinvolgere con tutti gli strumenti possibili e immaginabili, oltre che quello della personalizzazione, sempre, del percorso formativo. Guardate questi due pilastri,
che il mio ambiente di intelligenza artificiale mi ha sempre puntato fuori e io li ho accettati. Flessibilità, personalizzazione. Flessibilità, personalizzazione. Sono due meta-obiettivi fondamentali in un processo formativo. Intanto, l'equilibrio. Come si stabilisce l'equilibrio tra un approccio, chiamiamo tradizionale, e un approccio innovativo? Con un principio importante, che non esiste una ricetta, cioè che non esiste un modo corretto e giusto per mischiare le cose. La ricetta è: stabilisci quali sono i tuoi obiettivi formativi, stabilisci quali sono i vincoli con cui ti stai confrontando, progetta il percorso formativo in modo tale da ottenere il meglio di quegli obiettivi rispettando al meglio quei vincoli. Punto. Con la massima libertà, con la massima tranquillità, con la massima trasparenza. Il punto critico è quello di cui stiamo cominciando a parlare, cioè sta emergendo, è quello della formazione degli insegnanti, la formazione della classe degli adulti, la formazione degli educatori, la formazione dei formatori, la formazione dei docenti universitari. Perché il problema in questa fase storica è che c'è un divide generazionale tra generazioni giovani che sono in grado di utilizzare gli strumenti, apro una parentesi, male e la chiudo, e generazioni adulte che non sono in grado di utilizzare gli studenti, apro parentesi, peggio, chiudo la parentesi, e che però credono di poter dire come si devono usare. È un circuito pazzesco questo, un circuito vizioso che ci catapulta in un pozzo. Da una parte le generazioni che dovrebbero guidare, che non sono in grado di farlo, che non hanno la cultura e gli strumenti per poterlo fare, che però sono nel ruolo di giudicare, e quelli giovani che sanno utilizzare in maniera meravigliosa questi strumenti, ma non li sanno mettere a frutto in un processo virtuoso di formazione. Quindi siamo potenzialmente in un vortice in cui possiamo sprofondare. E non è facile. Non dico si risolve, però bisogna affrontare il tema cruciale della formazione degli insegnanti, quindi dell'acculturazione del mondo degli educatori, dei formatori, dei docenti. Quello è cruciale, ma non bisogna farlo come abbiamo fatto. Guarda, negli ultimi 30 anni sono stati spesi anche in Italia miliardi e miliardi di euro per formare gli insegnanti all'utilizzo delle tecnologie. No? Mi ricordo dagli anni '80, dalla ministra Falcucci, che fece un piano nazionale dell'informatica, insomma, tanti programmi, tutti focalizzati sull'utilizzo di alcuni strumenti, ma non programmi di formazione focalizzati a modificare l'impianto culturale di queste persone, degli insegnanti. Questa è la cosa importante che bisogna fare. Le tecnologie sono in flusso, in rapidissima evoluzione. Non puoi formare una persona a utilizzare determinate tecnologie. Nel momento in cui hai finito la formazione sono già vecchi. Devi formare delle persone ad acquisire capacità di autonomia, di formazione in un processo, in un mondo in evoluzione continua. Non è facile. Noi tutti veniamo da un processo di formazione che vede la conoscenza come statica. Dobbiamo imparare queste cose qui. Siamo in un mondo in cui la conoscenza è tutt'altro che statica. Per giunta si sta evolvendo a delle velocità che non riusciamo nemmeno a immaginare. Guardate, in un anno, da novembre 2022 a novembre 2023,
il mondo è cambiato. Non ce ne accorgiamo, ma siamo in un mondo diverso. Ci verrà addosso, ma da quando Altman ha annunciato che ChatGPT era aperta al pubblico, il mondo è cambiato. Lo stesso impatto di quando Steve Jobs ha presentato l'iPhone, quindi insomma sono questi momenti epocali che determinano dei cambiamenti di paradigma. Il mondo è cambiato adesso. Siamo entrati nel mondo dell'intelligenza artificiale e della realtà virtuale. Non stiamo entrando, siamo entrati, siamo già dentro, siamo già pesantemente dentro. Le aziende stanno cominciando a utilizzare sistemi di intelligenza artificiale non per la produzione meccanica, per la progettazione, per la programmazione, per la gestione dell'azienda. Quindi insomma siamo in un mondo diverso, in un anno di tempo. Un anno. Quindi quale deve essere l'obiettivo della formazione degli insegnanti? Non quello di insegnargli a utilizzare gli strumenti, ma quello di essere in grado di seguire in maniera autonoma, con le velocità giuste, quelle che sono le trasformazioni del mondo, delle metodologie e degli strumenti di formazione. Non è facile, per niente, però questo lo colgo come strumento di riflessione per i nostri colleghi che si occupano di formazione insegnanti, perché secondo me quello è un ambito su cui bisogna riflettere. Ok, allora parliamo di metodologie didattiche innovative in ambito digitale, giusto alcune parole, poi vi lascio tutte le diapositive che Raffaella può mettere a disposizione. Del problema della didattica tradizionale sono abbastanza evidenti, ne abbiamo parlato, no? Lo studente è tipicamente passivo, e i materiali, i contenuti formativi sono uniformi, per tutti uguali, e c'è una limitazione di tempo e di spazio, appunto, tempo, e entro mezzogiorno dobbiamo finire, quindi questo è già... Posso tenere un po'? No, era soltanto un esempio, no? Una limitazione del tempo. Se farlo online, io vi costruivo tutti i contenuti e poi quando avevate tempo e voglia ve li guardavate. Sulla capacità degli ambienti digitali di generare maggior coinvolgimento, flessibilità e personalizzazione dell'apprendimento sono gli aspetti da mettere in evidenza. Ora, questi due aspetti possono essere esplosi in un centinaio di metodologie. Qui ne troverete 16 nomi: Flipped Classroom, Project Based Learning, Team Based Learning, Collaborative, sono tutti degli approcci metodologici che non c'entrano niente con gli aspetti digitali, metodologici che però utilizzando gli ambienti digitali si esaltano, trovano la capacità di essere costruiti molto meglio. Per esempio, percorsi personalizzati fatti in presenza non ci riuscite. Fatti utilizzando degli ambienti digitali ci si riesce, con fatica, con impegno, ma ci si riesce. Quindi esiste tutta una modalità, tutta una tassonomia di modalità didattiche importante. Per esempio, microlearning, questo qui in fondo, significa essere in grado di spacchettare i contenuti in tanti piccoli contenuti, coerenti. In aula non lo potete fare, non posso fermarmi ogni 10 minuti e fare un recap, però utilizzando gli ambienti digitali sì, posso costruire dei piccoli contenuti autoconsistenti che però si innestano in un processo continuo. Quindi diventa molto interessante poterli utilizzare. E si parla di flipped classroom quando date i contenuti prima e poi chiedete agli studenti di essere loro gli attori. Project based learning, si parte da un progetto, si parte dicendo dobbiamo fare questo, non sapete nulla, imparate come si fa. Quindi si stimola fortemente l'autonomia
e la capacità di collaborare tra gli studenti per raggiungere un obiettivo molto facile da realizzare in vari ambienti. Team-based learning, anche qui impariamo a lavorare in gruppo. È un'evoluzione dell'approccio PBL che richiede di non essere più da soli, ma di lavorare in gruppo, di coordinarsi, di avere ruoli diversi all'interno dell'attività formativa. Come vedete sono tutti approcci che in qualche modo capovolgono il rapporto tra docente e studente e favoriscono, inseriscono lo studente più in un ruolo attivo e il docente più in un ruolo di guida, di tutor, di accompagnatore del processo di conoscenza, quindi non più colui che trasmette la conoscenza, ma quello che ci accompagna, che accompagna in questo sviluppo cognitivo degli studenti. Poi insomma tante robe di questo genere, ciascuna con le sue caratteristiche, fino ai giochi di ruolo e alle simulazioni che ci consentono di lavorare in questo ambiente. Approfondiamo questo, intelligenza artificiale nell'educazione, come può essere utilizzata? È un tema importante. Beh, intanto per costruire ambienti di formazione, di apprendimento personalizzato. È un sistema intelligente che ti guida in tutti i passi della formazione. Ti valuta in base a dei criteri che abbiamo impostato e ti costruisce il percorso. Ti valuta in maniera automatica, quindi ti fornisce un continuo feedback, una continua valutazione della tua attività, del tuo percorso formativo e ti costruisce un sistema di tutoraggio intelligente. Cioè, possiamo utilizzare l'intelligenza artificiale per accompagnare lo studente e il discente in tutte le fasi, per personalizzargli il percorso, dove personalizzare significa proprio personalizzare per lui in funzione delle valutazioni o degli step che questo raggiunge, con un sistema di stimolo e di tutoraggio di fianco che lo accompagna. Non è banale, però questi sono strumenti già a disposizione del mondo dell'accademia. Guardate sulla parte destra, ci sono alcuni esempi commerciali, no? Turnitin, Gradescope per fare valutazione automatica, chatbot educativi come Duolingo, Jill Watson e via di questo passo, e realtà virtuale come VRChat, Google Expedition, Zspace, sono tutti ambienti, al di là dei nomi, sono tutti ambienti che già fanno questa operazione. Forse non in maniera integrata ancora, però stanno lavorando per questo. Analisi predittiva per l'orientamento, cioè ti riesce a dire guardate stiamo facendo questo, come Key Newton, Civitas Learning, sono anche questi qui ambienti che fanno già in produzione, già commerciali, non sono ambienti sperimentali, sono ambienti che puoi comprare delle licenze, alcune sono gratuiti, però puoi già utilizzarli all'interno dei nostri sistemi. Apprendimento personalizzato, ambienti come Dreambox, Smart Sparrow, sono anche questi ambienti che ti costruiscono percorsi di formazione fortemente personalizzati. No, nessuno di questi, costano l'ira di Dio, ma vabbè. Però vedi, esistono già, sono strumenti. In questo momento l'accesso vero professionale all'intelligenza artificiale costa molto. Costa molto perché appunto è di punta, è un mercato che si è appena aperto e molti di questi ambienti tra pochi mesi, anni spariranno. Cioè, come siamo in una fase del far west commerciale, cioè stanno crescendo tante start-up, tante nuove cose, cioè se fai una ricerca di settimana in settimana ci sono delle cose nuove, però come sempre ci sarà qualcuno che emergerà
quelli grossi emergeranno, i soliti grossi faranno, però emergeranno anche delle start-up innovative che si affermeranno sul mercato come quelle innovative. Però adesso ce ne sono davvero tantissime che fanno delle operazioni importanti. Sull'elaborazione del linguaggio naturale, OpenAI, Bard, Grammarly, Rosetta Stone, sono tutti ambienti che lavorano in quest'ambito qui. Tutoraggio intelligente, Carnegie Learning, Alex, ti ripeto, sono cose che sono già a disposizione di tutti. Progettazione del docente, questo è importante, ne parlavamo prima, supportare la progettazione del docente. Cioè GPT, Presenters AI, quello che ho utilizzato io. Episcribe è un altro strumento eccezionale che consente di fare trasformazioni, video, testo, trascrizioni, costruzione di contenuti anche plurilingue, insomma sono degli strumenti davvero eccezionali e vanno già sul bordo, sul confine con prodotti di utilizzo professionale nell'ambito dell'industria mediovisiva, insomma, quindi vengono utilizzati nell'industria culturale. Tutto quel tema dello sciopero degli operatori di Hollywood nasceva da qui, perché molti di questi strumenti possono essere utilizzati per fare quello che a Hollywood fa un trascrittore, uno che scrive i sottotitoli, uno che fa il dubbing, come si chiama in italiano? Il doppiaggio. E quindi tutte queste cose qui, il voice cloning, i voice over, tutte queste operazioni qui, ormai esistono strumenti professionali a costi inaccessibili, però esistono, che li fanno non bene, molto meglio di quanto lo farebbe un umano. Molto meglio. Quindi, insomma, siamo immersi in questo mondo, ok? E quello dell'utilizzo nella progettazione è molto importante. Vado a fare un salto sempre parliamo di intelligenza artificiale, strumenti per la produzione di contenuti multimediali, quello per la gestione della didattica, come e quali strumenti possono essere utilizzati di intelligenza artificiale per produrre contenuti. Semplicemente. Qui costano un po' meno. Però insomma, possiamo produrre contenuti e, per esempio, questi qui, DALL-E e Adobe Sensei possono essere utilizzati per la creazione di immagini e di grafiche. Ormai, guardate, c'è quasi sempre un marchio commerciale. Adobe ha integrato l'intelligenza artificiale e sta ampliando l'integrazione su tutti gli strumenti della suite Adobe. D'accordo? Quindi questa è l'evoluzione. Strumenti su cui noi chi produce è già abituato a utilizzare, si vede l'iconcina con le 3 stellette, che significa qui ci sono gli strumenti di intelligenza artificiale che ti aiutano a costruire immagini, costruire grafiche in questo caso. Qual è l'iconcina? Quella è un'iconcina con 3 stelline. Ecco, siamo a quel livello. Sì, ormai è codificato. Okay. Cioè, quando vedi l'iconcina con le 3 stelline, cliccaci sopra perché lì c'è qualcosa di AI che ti aiuta nel processo. E questi strumenti stanno venendo integrati in tutte le suite importanti. Adobe ha cominciato a farlo, quindi Adobe ha già tutto l'insieme di cose. Per la produzione di video, quelli che vedete qui sotto, Runway o Adobe Premiere, ancora anche qui, Adobe Premiere è uno degli strumenti più importanti per l'editing video. Adobe Premiere sta cominciando ad avere dei pacchettini, dei tool di intelligenza artificiale per l'editing del video, no? Per la trasformazione, cose che fare a mano sarebbe complicatissimo, per esempio riduzione del background, rimozione del background. Fare a mano ci mettevi 3 mesi,
Cioè, qui te li fanno in 10 secondi, in 20 secondi, in 30 secondi, pulitura del suono, insomma, tutte delle operazioni. Poi ottieni ovviamente dei risultati molto standardizzati, però insomma già il grosso viene definito. Sintesi vocale, anche qui c'è la possibilità, oltre agli strumenti che avete imparato a conoscere e che funzionano male in questi anni di dettatura del testo, però esistono ormai strumenti davvero importanti che consentono di fare la sintesi vocale e la creazione di audio. Parti da un testo, ti generano un audio. Per esempio, Descript è uno di quelli più utilizzati e più diffusi, ma anche Google sta cominciando a entrare, insomma, quando Google o Microsoft entrano in quest'ambito qui e poi producono tutti insiemi di grande importanza. Google ha prodotto WaveNet e generano flussi audio perfetti. Cioè, ne esiste un altro che si chiama NearKit, che gli butti dentro un testo, ti genera un audio perfettamente, in tutte le lingue del mondo, in 70 lingue del mondo, tutte no. Quindi abbiamo già degli strumenti talmente avanzati che quello sciopero era assolutamente legittimo, perché una buona parte delle maestranze poteva soffrirne dall'utilizzo avanzato di questi strumenti. Oltre a quelle, insomma, elaborazione naturale del linguaggio, Otter AI, DeepL, ma lo stesso Episcribe che avevo detto prima, insomma, anche qui ne esistono quasi delle decine di strumenti. Qui, in quest'ambito qui, c'è la maggior concorrenza in questo momento, perché è l'ambito commercialmente più ambito, e chi vince in questa... Gli strumenti che si affermeranno in quest'ambito qui saranno quelli utilizzati dalle grandi piattaforme di streaming. Prime Video o Netflix costruisce ancora adesso, forse un po' meno, ma tutti i sottotitoli in tutte le lingue, tutti i doppiaggi utilizzando dei professionisti. Quando cominceranno ad essere pronti strumenti efficacissimi, non lo faranno più i professionisti. Anzi, possono già non farlo più i professionisti. Quindi questo è un ambito commercialmente molto ambito, perché va a impattare una fascia di mercato pazzesca, anche quella educativa, perché noi dobbiamo... C'è una cosa che mi ha sempre incuriosito. Noi qui in Italia abbiamo questo afflato di voler costruire corsi in lingua inglese, no? Per internazionalizzare. Perché non è più indispensabile costruire corsi in lingua inglese. Costruiamo dei corsi in lingua italiana, utilizziamo questi strumenti per trasformarli in inglese, no, in inglese, in spagnolo, in francese, in tedesco, in cinese, in mandarino, in tutte le lingue che vogliamo. Si fa tranquillamente, si fa in pochissimo tempo. Quindi immaginiamo anche i processi di internazionalizzazione che possono cambiare prospettive. Ovviamente ci sono anche strumenti per la creazione di musica. Voi gli dite, fammi un sottofondo o componimi un brano musicale che abbia queste caratteristiche. Strumenti come Aiva, come Emper Music, costruiscono dei brani originali. Sono strumenti bellissimi, cioè ti consentono di costruire musica, quindi ti consentono di costruire, di essere dei compositori quasi, no? Anche se non si è guida per un compositore che non siete voi. Però consentono di fare operazioni di questo genere. Quindi qui noi abbiamo tutto un insieme di strumenti che si stanno fortemente sviluppando. Quando vi dicevo in un anno è cambiato tutto, è perché tutte queste cose qui un anno fa non c'erano.
ma non c'erano. Tra un anno non ci saranno più. Siamo in una fase estremamente dinamica. Tra un anno alcuni avranno chiuso perché non è più sostenibile commercialmente, qualcun altro avrà preso il sorrento, qualcun altro sarà nato che fa delle cose combinate diverse. Quindi siamo in una fase estremamente dinamica in cui bisogna sviluppare la nostra curiosità, bisogna sviluppare la nostra attenzione a quello che facciamo. Quindi vi lascio con questo messaggio. Grazie di nuovo.